Accogliere i profughi è un dovere cristiano, la tensione sociale registrata a Quinto dettata dalla militanza politica. Parole di accusa nella lettera congiunta alla comunità trevigiana dei due vescovi della Marca, Monsignor Gianfranco Agostino Gardino e Monsignor Corrado Pizziol, vescovi rispettivamente di Treviso e Vittorio Veneto, che si rivolgono anche alla nuova prefetta, Laura Lega, a pochi giorni dal suo insediamento. Accoglienza sì, ma con riserva e con il distinguo tra profughi e immigrati, controbatte la deputata trevigiana del Partito Democratico Simonetta Rubinato. L'accoglienza diffusa è sicuramente sostenibile e in grado di essere accolta anche dalla popolazione sul territorio, però va preparata attraverso un primo momento di distinzione dei profughi stessi nel momento in cui attraccano nelle coste italiane. Bisogna già cominciare a distinguere per nazionalità i migranti economici dai profughi veri e propri richiedenti asilo. Lo SPRAR, ovvero l'idea dell'accoglienza diffusa, già bocciata dai sindaci del territorio quando l'aveva proposta la Marrosu, verrà invece ripresentata lunedì alla nuova prefetta Lega. La cosa è che se si inizia a ragionare in questo modo si passa dall'emergenza a governare il sistema dell'accoglienza profughi. Se voi ci fate caso si parla soltanto di emergenze continue. Io un'indicazione e un invito che faccio anche alla nuova prefetta, cerchiamo anche a lei di dare queste indicazioni. Di pareri diametralmente opposti invece i sindaci leghisti, con in testa il primo cittadino di Montebelluna, che già con la Marrosu si era ritrovato con il pacchetto profughi abbandonati anche nel suo comune. Dovremmo distinguere fra profughi e clandestini, mentre per i profughi credo che le nostre comunità saprebbero dare accoglienza, per la questione dei clandestini invece no, e per una ragione molto chiara: l'immigrazione è una competenza stretta dello Stato,